io non eravamo scusate un attimo, stoppo un attimo il video, oggi, scusate un attimo. Scusate, oggi, stoppa un attimo su, cioè oggi no. Allora, prima vi saluto, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'Aspetto di calciomercato, Batman napoletano, come state? Spero tutto bene. A Giulia, eravamo forse, ci ho fatto buono a me a scrivere, ciao Champions, ci rimangono bene, tengo chess. Scusatemi, vai giù, però, cioè, guardate questo pezzo di pane, ok? Questo pezzo di pane, Napoli, secondo tempo, dal 50esimo in poi, Napoli in confronto al Chelsea, Napoli primo tempo, intanto mi mangio pure, cioè, per farci capire, oggi, questa partita, poteva essere vinta, vai giù, ma tu che se va, poteva essere vinta facilmente, abbiamo perso 3-2, ma era una stupidaggine che abbiamo fatto. Abbiamo perso palla con noi inutilmente. Garantito il terzo gol del Chelsea. Cioè, allora, prima di tutto, mettiamo le cose con ordine. Il rigore su come si chiama? Su Fernandez non ci stava mai, perché il braccio di Jesus quando salta dalla ballerina era più o meno così, andava verso il basso, quindi non poteva essere mai un rigore, perché la palla non è che ha messo il braccio così, così, cioè non è mai rigore quello, non è neanche il giallo. Cioè, questa cosa dove questi sono gli eventi che devi andare a vedere al VAR. Cioè, boh, vabbè, poi alle decina di minuti Silvia Vergara, mamma mia. Il guaglione mi fa ricria, mamma mia, mi fa ricria che il guaglione. Cioè, mamma mia. Poi segna Rasmus Solin. E poi nel secondo tempo vari errori del Napoli, soprattutto nell'ultimo gol. Ci siamo fatti rimontare col pareggio 2-2 e poi abbiamo pure perso. Napoli che normalmente dovrebbe essere o 28esimo o 29esimo in classifica di Champions, quindi siamo usciti direttamente. Però sapete che da una parte è meglio, perché abbiamo una partita a settimana, siamo più tranquilli e potrebbe essere che questa crisi di infortuni passerà, non lo so, però può passare questa crisi di infortuni con, con la partita a settimana. Poi vai giù, Meretto, mamma mia. Cioè, ma ok, su un coppo rigore va bene, però anche là c'era quasi arrivato. Sul terzo gol va bene, ma tu quando hai preso il secondo gol, ma che cavolo di gol hai preso? Ma che cavolo di gol hai preso? Per non dire altre parole. Cioè, ma tutto a posto. Cioè, che gol hai pigliato? Cioè, boh, uno quello allungavi il braccio e la prendevi. Comunque, poi Inter vince e si qualifica. Se non sbaglio pure Atalanta e Juve. Cioè, boh, loro devono andare ai playoff. Ma vabbè. Io vi saluto, vai giù. Questo mercoledì sera. Cattivissimo. Vai giù, ci rimane. Vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Fate nuovo per me, vai giù.